Seconda gara del Trofeo Veneto di promozione girone 2. Allo stadio Old Tiberghien si sfidano l'Audace e il Team Santa Lucia Golosine. Dirige l'incontro il signor De Torre, assistito dai signori Bresolini e Meggiolaro. Nella prima gara interna i rossoneri di Mister Biroli, supportati dai loro tifosi, partono forte e fanno segnare 3 azioni sul taccuino già nei primi minuti di gioco. La prima con Plamadeala, che cerca di approfittare della scivolata di Peritore. Cross in aria e Olivieri sulla linea di porta anticipa Grego. Da un'azione manovrata sulla destra, la respinta di Olivieri finisce a Grego, che tira alto sulla traversa. Al quarto Herber a provarci dal limite. Peritore si allunga e con la punta delle dita devia la sfera sulla traversa. Al 15° la svolta. Fallo laterale dalla fascia sinistra per il Team Santa Lucia. La palla arriva direttamente in area. Bresaola spinge a Herber che va a terra. La sfera carambola su Pasini che tira. Deviazione sfortunata di Ferrari e la palla termina in rete. Come si vede dal replay, il numero 10 degli ospiti spinge alle spalle l'avversario, ma il direttore di gara decide di non intervenire. La partita prosegue con l'Audace che cerca di riprendere il risultato, fino al 41° quando Varano si trova davanti a Scarsi, ma spedisce alta la sua conclusione con il piede debole. 2 minuti dopo Olivieri batte un calcio di punizione dalla distanza e prende in pieno la traversa. Il secondo tempo riprende con l'Audace a caccia del pareggio. Pasquali serve un filtrante in aria per Grego, ma Peritore in uscita neutralizza la conclusione. Sullo sviluppo dell'azione Pasquale a tirare dal limite, Peritore è ben piazzato e blocca. Al 6° è Varano a provarci dalla distanza, palla al lato. Ancora un'occasione per l'Audace, punizione dalla distanza di Plamadeala, Peritore con la mano di richiamo devia in corner. Al 24° discesa sulla fascia di Poccetti, cross in aria, deviazione di Pasquali, ma Peritore respinge anche questo tiro. Angolo di Plamadeala, Poccetti salta ma la palla termina alta sullo specchio della porta. Mancano 10 minuti alla fine e il Team Santa Lucia raddoppia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sulla ribattuta di Scarsi con i pugni, la traiettoria del cross successivo arriva sul secondo palo, Varano salta ed infila la porta. Un minuto dopo Pasquale provarci dal limite, ma la sfera passa di poco al lato. Al 39° contropiede micidiale degli ospiti. Soave schizza di testa. Pulbere serve in profondità ancora Soave che controlla e fa gonfiare la rete per il 3-0 definitivo. Il Team Santa Lucia Golosine conquista gli ottavi del Trofeo Veneto con minimo sforzo e massimo risultato. Il punteggio è troppo severo per la squadra del Mister Biroli, che hanno ben giocato, ma, come per la partita precedente, non sono riusciti a concretizzare le proprie occasioni. Ora entrambe le squadre avranno tutta la settimana per preparare l'esordio in campionato. Risultato finale: Audace 0, Team Santa Lucia Golosine 3.